Siamo con Marino Masiero, ecco, parliamo della nuova presidenza di Chioggia Sì, di cosa si tratta? Il consorzio con Chioggia Sì è il consorzio di promozione turistica di Chioggia e Sottomarina. All'apice sud della laguna veneta abbiamo questa perla di città con una spiaggia bellissima, sapete, tutti penso conoscano la spiaggia di Sottomarina, che è famosa per lo iodio, per il tipo di sabbia, per l'abbronzatura che viene da una forte presenza di mica, che viene portata giù, è un componente della sabbia, dai fiumi Adige e Brenta. Essere presidente del consorzio significa prendersi la responsabilità di promuovere la spiaggia, la laguna, il turismo lento, gli alberghi, i campeggi e poi tutte le attività connesse al turismo. Una prossima iniziativa a Chioggia sarà il Chioggia Boat Show. Sì, nell'ambito delle quotidiane attività di promozione turistica c'è anche far conoscere il sistema nautico di Chioggia. Della laguna in genere sono 1860 km di canali navigabili con qualsiasi tempo, che è una caratteristica importante perché è unica in Italia. Chioggia Boat Show è la rassegna delle barche usate, ma anche dei produttori di accessori del Veneto. Siamo alla quarta edizione quest'anno e contiamo di avere almeno le presenze dell'anno scorso, che sono state 5.000. Annunciamo quindi l'appuntamento, quando sarà? Il 9, 10 e l'11 di ottobre a Marina di Brondolo e a Marina del Sole, in località Brondolo di Chioggia. Abbiamo le due darsene aperte con il collegamento fra le due darsene con taxi acquatici gratuiti. L'ingresso è gratuito. Chi vuol vendere o comprare un'imbarcazione oppure magari visitare le due darsene approfittando di vedere accessoristica e servizi nautici può entrare serenamente e parcheggiare gratuitamente all'interno di Marina di Brondolo.